Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati amici che ci seguite su Radio Piave e sui canali social dell'Amico del Popolo, su Facebook, su YouTube. Oggi è giovedì 4 febbraio, Luigi Guglielmi che vi presenta i titoli principali che riguardano la provincia di Belluno e non solo, se si tratta di titoli che in qualche modo interessano anche il nostro territorio. Oggi staremo ancora sul coronavirus perché di questo ci parlano i giornali e con un'attenzione particolare a quello che ieri ha detto Zaia. Zaia che non si dà una spiegazione ma ci comunica che nel Veneto il numero dei ricoveri, i segni insomma dell'avanzata del coronavirus sono bruscamente calati e questo interroga anche perché viviamo in un contesto in cui sì, il miglioramento c'è in Italia ma non così marcato e mentre in Europa, in altri paesi come in Germania per esempio, il numero di morti è ancora molto elevato e quindi assistiamo a situazioni diverse Europa in cui c'è la preoccupazione per queste varianti da cui dovremmo cercare in tutti i modi di tenerci al riparo e diciamolo subito, insomma sarà abbastanza difficile se non riusciremo ad essere veloci nell'arginare l'avanzata del virus. Allora vi sto facendo vedere il Gazzettino nella parte nazionale per voi che ci seguite sui social dell'Amico del Popolo, Facebook e YouTube, a voi amici di Radio Piave che ci seguite, magari andando al lavoro, magari andando, siete in macchina, non lo so. Ecco, il titolone di apertura del Gazzettino nella parte nazionale è Governo, il piano di Draghi. Oggi parto dal nazionale, non dal locale, proprio perché ci sono alcuni fatti su cui ci soffermeremo che riguardano il coronavirus, come vi dicevo prima. Ma c'è una fotografia, la foto di copertina della prima pagina del Corriere del Gazzettino, scusate, oggi ritrae Mario Draghi, il personaggio noto agli economisti di tutto il mondo per aver di fatto salvato l'euro quando era presidente della BCE. Mario Draghi con la moglie sono a Padova in questa fotografia perché svela il titolo Gli amici gemelli, la casa a Stra, il lato veneto di Super Mario, la moglie, la zia, la villa ereditata e gli amici di infanzia padovani. Ecco il Mario Draghi veneto d'adozione. Noi salteremo poi la parte che riguarda questi legami che Mario Draghi ha con il Veneto, però insomma sappiate fin da subito che a livello così nostro regionale, il sindaco di Padova, eccetera, c'è un'accoglienza abbastanza calorosa all'idea che possa poi essere lui il presidente del Consiglio, il nuovo presidente del Consiglio. Sapete che la Lega a livello nazionale con Giorgia Meloni sta ragionando sulla possibilità di astenersi, mentre Forza Italia non disdegna l'ipotesi di sostenere apertamente l'ipotesi di un governo Mario Draghi. Il segnale di Zaia: nessun pregiudizio, e da re è la scelta giusta, nessun pregiudizio verso Mario Draghi da parte del governatore leghista veneto Luca Zaia, va oltre l'eurodeputato Tony Darè, già segretario regionale della Lega. La Lega deve cambiare collocazione politica a livello UE e sapete che c'è appunto chi la vorrebbe via dagli anti-europeisti in cui siede ora la Lega e la vorrebbe invece collocata in un'area popolare più moderata. Le posizioni di Luca Zaia sono sicuramente di più in questa direzione, mentre Salvini rimane ancorato a posizioni un po' più estreme come sappiamo. Allora, il titolone, vi dicevo, della notizia relativa al coronavirus è questo: Veneto, crollano contagi e ricoveri, dati inspiegabili, il virgolettato è attribuibile a Luca Zaia. La regione è un caso da territorio più infettato alla discesa record di gennaio, questo dice il sommario. È giallo del giallo Veneto, dopo essere stato additato come il Lazzaretto d'Italia con le terapie intensive in tensione, improvvisamente in Veneto la curva è crollata. Allora vi dico subito che non mi piace questo modo di descrivere la situazione da parte del giornalista collega Vanzan, perché dice dopo essere stato additato come il Lazzaretto d'Italia.
Cioè, il problema qual è? È quello che fossimo additati come Lazzaretto o che i nostri numeri siano stati per settimane i peggiori d'Italia? Io la metterei così: dopo che il Veneto è stato per settimane la peggiore regione d'Italia, con le terapie intensive in tensione, improvvisamente, da qui riprendiamo a leggere, in Veneto la curva è crollata, giù i ricoveri, giù l'occupazione dei posti letto, giù i contagi. La domanda è: che cosa è successo in Veneto? Il presidente della regione, Luca Zaia, risponde così, virgolette: abbiamo raggiunto l'apice il 31 dicembre, poi i dati sono crollati e non può essere dipeso solo dalle limitazioni introdotte una settimana prima. È inspiegabile. Covid, sempre Covid, scatta l'allarme varianti del virus, dribblano i test, zone rosse a livello locale per bloccare l'espansione delle varianti del coronavirus che secondo l'IS, l'Istituto Superiore di Sanità, sarebbero in grado di eludere i test, quindi rischiamo di dover fare i conti con questa. Ieri un bell'articolo che ho letto ieri sera sull'edizione online del Corriere della Sera, che trovate credo sul cartaceo oggi, comunque lo trovate sull'edizione online, parlava di questi microorganismi, non è un organismo, un virus, insomma, di queste entità che sono i virus, i batteri, che in qualche modo hanno un'intelligenza implicita. Non si può dire che sono intelligenti, non lo sono, non hanno un'intenzione, però di fatto ci mettono in difficoltà la nostra intelligenza, che sembra doversi confrontare con la loro intelligenza, che non è un'intelligenza implicita, ripeto, però di fatto ha delle strategie con cui noi facciamo fatica a rapportarci. Adesso io credo che lo sbaglio più grosso sarebbe quello di pensare che il Veneto sia diventato un'isola felice e non si sa perché, quando dobbiamo ricordarci, l'abbiamo visto, l'abbiamo notato, l'abbiamo anche scritto noi dell'Amico del Popolo, che è logico che noi qui del Veneto, è evidente che noi nel Veneto non siamo mai arrivati alla terza ondata, stiamo uscendo dalla seconda lunghissima, pesantissima ondata. È stata la seconda per noi perché mentre gli altri finivano già in zona rossa, nel Veneto si continuava, grazie alle nostre capacità anche di resistere al virus, ad avere una crescita moderata dei contagi. Quindi noi abbiamo avuto una curva della seconda ondata molto più lunga che sta terminando adesso, mentre le altre regioni hanno fatto i controlli, i conti già con la terza. Andiamo avanti con questo giornale e dopo arriviamo alle pagine di Belluno, ovviamente. Il piano di Super Mario, unire dal PD alla Lega, e qui anche qui diciamoci una cosa in modo molto franco. È logico che Salvini e Meloni guardino di più alle elezioni, perché sanno che se si andasse a votare adesso, Lega e Fratelli d'Italia porterebbero a casa un risultato molto elevato. Per contro, è ovvio che soprattutto i 5 Stelle e soprattutto Forza Italia e anche il partitino di Renzi, se si andasse a votare, rischiano di raccogliere pochissimo, di avere un risultato misero, quindi a loro conviene andare avanti. Anche al PD conviene abbastanza andare avanti, perché se anche dovesse confermare i risultati vecchi o renderli più consistenti, difficilmente troverebbe di nuovo i numeri per mandare al governo in maggioranza un ambito di centro-sinistra, insomma, come quello che si sta verificando adesso con questo tipo di Movimento 5 Stelle. In più mettiamoci il fatto che i deputati malvolentieri rinunciano all'idea dello stipendio da parlamentari e quindi malvolentieri vedono l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere, perché significa anche meno soldi. Questi sono calcoli veramente della serva, insomma, però sappiamo che questi sono anche questi ragionamenti che condizionano le scelte di questo momento. È ovvio che chi vuole andare a votare non solo per senso dello Stato, per senso delle istituzioni, eccetera, ma perché sa, Lega e Fratelli d'Italia, che porterebbe a casa un grosso risultato elettorale. Altri appunto hanno l'esigenza opposta. Anche questo condiziona la politica, lo sappiamo, è giusto dircelo, è giusto ricordarcelo, al di là di ogni valutazione sulla bravura di Draghi e sulla speranza che, se sarà il presidente eletto, incaricato di formare il nuovo governo, probabilmente saprà anche fare bene. Noi insomma siamo contenti di vedere un personaggio di questa caratura alla guida dell'Italia.
Si parla appunto del Mario Draghi Veneto nelle prime pagine del Gazzettino. Salvini si smarca da Meloni, ci siamo se porta stabilità, pressing di Forza Italia, la Lega disponibile, ma il governo sia a tempo, poi il voto, la leader di Fratelli d'Italia, potremmo astenerci, però devono farlo anche i nostri alleati. Quindi in questo momento c'è il problema nel centrodestra, infatti il titolone è questo, il centrodestra diviso, che ha Forza Italia che starebbe con Draghi, la Lega che è su un ni e Fratelli d'Italia che invece sarebbe per andare a votare o quantomeno per astenersi. Zaia invece, ci aggiungerei l'invece, ribadisco, dice Zaia nessun pregiudizio, il Movimento 5 Stelle insiste per il voto, fiduciosi gli imprenditori, qui si parla a livello veneto perché sapete che il Movimento 5 Stelle ha anime molto diverse al suo interno. Il Movimento 5 Stelle si aggrappa a Conte per evitare la scissione, appunto vi stavo dicendo adesso che il Movimento 5 Stelle ha anime molto diverse, tant'è che non è escluso che ci possa essere una spaccatura interna. Il PD, noi avanti comunque, ma la prospettiva è l'alleanza con chi? Con il Movimento 5 Stelle e con l'EU, questo così per dirvi insomma quali sono i temi a livello generale e perdonatemi anche se la mia semplificazione insomma può risultare magari eccessiva, ecco. Però cosa succede? Succede che Draghi è famoso nel mondo, è famoso per essere quello che ha salvato l'euro e non a parole ma nei fatti e contro tutti. E cosa succede? La borsa brinda alla svolta, lo spread a un passo da 100, cioè è crollato lo spread, sì dalle cancellerie europee, significa che il nome di Mario Draghi sarebbe gradito all'estero. Veneto, il crollo dei contagi, Zaia, un dato inspiegabile, zona gialla da confermare, da Lazzaretto d'Italia a miracolo Covid in poche settimane, ma ancora tanti morti, vaccinazioni dal 15 febbraio, già spedite le lettere di convocazione agli ottantenni, alle persone che hanno più di 80 anni. Ecco, questo è un articolo importante proprio perché ci dice insomma di qual è la situazione del Veneto, che è una situazione buona, lo possiamo dire. In questo momento la situazione del Veneto è incoraggiante, però il trucco qual è? Quello di non mollare, insomma, quello di continuare a riprendere le nostre attività, ma continuando ad essere prudenti. Vi leggo solo il primo paragrafo, è il giallo del giallo Veneto, dopo essere stato additato per settimane come il Lazzaretto d'Italia, con i reparti che rischiavano di scoppiare, terapie intensive in tensione per numero di malati di Covid-19. Improvvisamente in Veneto la curva è crollata, giù i ricoveri, giù l'occupazione di posti letto, giù il numero dei contagi, è rimasto alto solo il numero dei morti. Ieri ce ne sono stati 46, tanti, ma in netto calo rispetto alle passate settimane. Esattamente un mese fa se ne erano contati 134 morti. 134, oggi 46. La domanda è: perché il Veneto si è risollevato? A sentire il presidente della regione Luca Zaia, il merito non può essere solo delle misure restrittive natalizie. Abbiamo raggiunto l'apice il 31 dicembre, poi i dati sono crollati verticalmente e non può essere dipeso solo dalle limitazioni introdotte una settimana prima. Sono servite sicuramente, ma non bastano a spiegare il fenomeno. Il fatto è che l'andamento della nostra curva è inspiegabile. Non sarò certo io a proporre un'alternativa alle parole di Luca Zaia, di sicuro qualche argomento su cui discutere è facile trovarlo, non è vero che è tutto così inspiegabile quello che sta succedendo. Ma scoppia, dice la pagina 9, ma scoppia l'allarme varianti, in vista nuove aree rosse locali, si rischia una stretta probabile proroga del divieto di spostamento tra regioni, le mutazioni sfuggono ai test rapidi, quella brasiliana è già in Abruzzo e in Umbria. Si sa che queste varianti, l'abbiamo detto, ripetuto, per quello che si capisce ora, perché del virus, il coronavirus in generale resta ancora in larga parte un mistero, si sa che queste varianti sono molto più contagiose. Sembra che non siano più letali, ma sono veramente molto più contagiose. E questo preoccupa perché contagiano di più anche i giovani e quindi c'è la possibilità che più persone arrivino in contatto col virus e quindi aumenterebbe il numero assoluto dei malati e anche dei morti se lasciamo avanzare queste varianti. Per questo bisogna continuare con le attenzioni che non ci dovranno abbandonare ancora per un bel po', perché la prospettiva del vaccino non sarà sufficiente. Anche
rotelle che nessuno vuole, diamoli all'Africa. Insomma, queste sono, spero, battutacce, insomma, perché di sicuro non è così che si deve ragionare né presentare i problemi. Allora, andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino di Belluno, adesso ci siamo. Perdonate ancora un secondo, eccoci qui. Allora, Novax anche nelle case di riposo, il titolone di apertura che il Gazzettino sceglie. A lanciare l'allarme l'amministratore della Sersa di Belluno, 7 operatori hanno rifiutato il vaccino. Siamo preoccupati, dice Paolo Santesso, chiesto l'uso del legislatore per convincere gli indecisi. In questo modo è come mettere fiammiferi in un pagliaio e lo sappiamo bene quanto nelle case di riposo sia necessario che tutto si svolga nella maggior sicurezza possibile. Segnaliamo che ad oggi 7 operatori hanno ritenuto di non sottoporsi al vaccino, dice Paolo Santesso, è un dato che ci preoccupa. L'allarme lanciato ieri sera dall'amministratore unico di Sersa, casa di riposo di Cavarzano, la più grande della provincia, Paolo Santesso, ha aperto un vaso di Pandora. Parliamo di OSS che lavorano, cioè operatori sociosanitari, che lavorano nelle case di riposo e che si rifiutano di fare il vaccino. Ce ne sono 7 a Belluno, 10 a Lamon, 2 ad Agordo, insomma un numero non irrilevante, al punto che lo stesso Santesso parla di fiammiferi in un pagliaio e sottolinea la necessità che il legislatore introduca l'obbligo vaccinale. Davide Piolla, le pagine 2 e 3, poi vedremo i titoli interni. Il nuovo prefetto mondiale sicuro è la nostra priorità. Le misure in campo per Cortina 2021 nei mesi scorsi, 2 interdittive antimafia. Ecco, sicuro da che punto di vista? Anche da questo punto di vista, contro la possibilità di infiltrazioni della malavita, possibilità tutt'altro che remota, sappiamo che succede in questi casi qua. Il retroscena, gli uomini meteo che decidono se si può partire, una squadra che si avvale di competenze delle regioni vicine in campo per prevedere il meteo. Si tratta di una struttura fondamentale per valutare se si può gareggiare, questo è un aspetto collaterale ma non è da poco. Allora, la fotografia è abbastanza impressionante. Fonzaso e Arsier, dice il titolo, le ordinanze dei 2 sindaci. È una foto grande, la racconto per voi, amici della radio. D'altra parte, questa rassegna, ricordiamocelo, nasce per voi. È solo da quando sono arrivati i social che abbiamo deciso di mettere una telecamera davanti al nostro microfono e così ci presentiamo anche a voi in video. Ma questa rassegna da tempi immemorabili è un appuntamento fisso della mattina di Radio Piave. Quindi ricordiamoci sempre, insomma, che il nostro pubblico non preferito ma primo, originario, siete voi che ci ascoltate in radio. Allora, vi dicevo, la foto mostra una strada piena di sassi, piovono sassi in strada, chiudiamo. Chiusa la strada delle pale di Agagna tra Arsier e Fonzaso, lo hanno deciso i 2 sindaci, scendono sassi di 20-30 cm di diametro. Fino ad oggi è andata bene, ma il progetto dell'Unione Montana deve procedere spedito. Allora, altri titoli, Feltre in geriatria, scoperto un focolaio del virus, 6 pazienti positivi in geriatria a Feltre, subito isolati, il piccolo focolaio divampato a Santa Maria del Prato di Feltre. È partito da un paziente che si è positivizzato all'improvviso dopo alcuni giorni di ricovero. Al tampone di entrata infatti era risultato negativo, ma al momento di trasferirlo è emersa la positività. È stato subito eseguito il tampone a tutti i sanitari, ma sono risultati tutti negativi. Davide Piolla, pagine 2 e 3. Ecco, qui io devo personalmente lamentare un po' questo approccio. Intanto non è affatto un focolaio piccolo, perché 6 positivi in un reparto non Covid su 27, questo ci ha detto l'ULS, 6 su 27 è veramente tanto, altro che poco. E quindi capite quanto vulnerabili sono comunque i nostri ospedali. La cosa anche che mi indispettisce abbastanza personalmente è che queste comunicazioni dell'ULS, ieri ben 2 comunicati su questo argomento, sono venute dopo che i giornali si erano accorti del focolaio e ne avevano già parlato ieri, no? L'avevamo già trovato ieri la notizia del focolaio in geriatria. Sempre questa informazione ufficiale che viene dopo che i giornali si accorgono delle cose. Io credo che sarebbe molto meglio essere trasparenti, perché se si è trasparenti si può dire, per esempio, che c'è il focolaio, si può dire che è facile che i focolai capitino nonostante tutte le precauzioni del mondo, perché è sempre possibile che una persona che entra e risulta negativa perché ha poco virus dentro, perché magari l'ha appena preso, poi risulta positiva a un test successivo e magari è già diventata contagiosa dentro l'ospedale. Questo può succedere, questo ci dice della minaccia continua a cui siamo sottoposti. Perché non dirlo? Perché non comunicarlo in modo tempestivo?
L'appello ostacolo cena nel Garni, convenzioni con i ristoranti. Stanno mettendo a punto una petizione i titolari dei tanti Garni e dei bed and breakfast della montagna bellunese. L'oggetto della missiva è chiaro: consentire ai clienti di queste strutture ricettive che offrono stanza e colazione di poter sottoscrivere con i ristoranti degli accordi mensa per i propri clienti che non hanno un posto dove andare a cenare. Firma Raffaella Gabrielli a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Allora, Latte Busche, Guerriero lascia dopo 13 anni, Decet presidente, movimenti importanti questi, perché Latte Busche rimane una cooperativa che è un fiore all'occhiello dell'economia bellunese. Sospirolo, violenza sessuale di gruppo all night, assolti i 3 clienti del Vedania, e qui siamo alle cronache giudiziarie. Andiamo avanti veloci. Novax in RSA, obbligo vaccino, dice il titolo di pagina 2 del Gazzettino. Obbligo vaccino è il virgolettato dichiarazione di Santesso, che auspicherebbe, come abbiamo detto, una presa di posizione dal punto di vista legislativo per obbligare in casa di riposo ad avere tutta gente posta al sicuro. Vi dicevo, focolaio Covid in geriatria, trovati 6 pazienti positivi, tutti negativi gli operatori, e siamo contenti. 6 pazienti è tanta roba, ripeto. Andiamo avanti. Bracco, il prefetto, saranno mondiali sicuri. L'ex chiesa dei Gesuiti a Belluno, lavori a pieno ritmo, sarà pronta per l'estate, sarà uno spettacolo. Speriamo di essere liberi dal virus per allora, di poter andare a vedere questo gioiello di architettura, di antichità, di storia nella provincia di Belluno, che ora rinasce a nuova fruizione. Ricordiamo che in quell'ambito era diventata caserma, c'era anche la stanza delle torture delle SS lì di fianco. Sono luoghi della memoria che dobbiamo assolutamente aver presente in provincia di Belluno. Allora, veloci, insieme nelle emergenze dalla regione, aiuti ai vigili del fuoco, il 5G aiuterà anche il turismo. Feltre, Latte Busche, il presidente si dimette, questo è il titolone. Crolli continui di roccia, la strada senza pace, l'abbiamo detto, era in prima. L'addio a Don Tarsillo, un amico e un alpino. Questo è il Don Tarsillo Bernardi, è una persona estremamente conosciuta e ben voluta. È morto di Covid, ieri c'è stato l'addio. Una causa davanti al TAR per illuminare Tricchiana, occhialeria, export a meno 10, limato dal recupero estivo. Questo è un titolo del Cadore, ci dà i dati sul Cadore. C'è la notizia sulla Malga bruciata, poi si passa allo sport. Belluno KO, il derby va alla Gioric. Prima pagina del Corriere delle Alpi, Draghi divide destra e Movimento 5 Stelle, incarico accettato con riserva, si va verso un governo tecnico-politico, la Lega tentenna per i grillini. Ipotesi voto su Rousseau, sulla piattaforma sulla quale informatica, sulla quale gli appartenenti al partito fondato da Beppe Grillo sono abituati a confrontarsi. Belluno, piazza coperta dai gesuiti, è la caserma di cui parlavamo prima. L'ex chiesa cambia volto, svolta in attesa in Latte Busche, presidenza passa a Decet. Esuberi Safilo, c'è l'accordo su cassa e incentivi. L'Union vince anche a Chions, San Giorgio KO per lo sport e festa sedi con il derbissimo con la Canottieri. Io oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, anche se il tempo oggi non è così incoraggiante, insomma, però noi abbiamo il sereno dentro, guardiamo avanti, forza e buon giovedì a tutti, ciao!